Noi non intendiamo che l'Italia appaia al mondo come un paese che tiene in piedi in quattro scavi. Diciamo che l'Italia deve essere un passo avanti a tutti nel quadro delle alleanze per promuovere una soluzione politica e diplomatico. Questa è la nostra posizione. Dopodiché, diciamo, adesso vediamo i documenti, perché da qui a mercoledì vediamo come, diciamo, il confronto dei documenti dell'opposizione, di cosa potrà venire fuori. Quello che voglio precisare, non sospetti né Berlusconi né Bossi che noi si faccia da stampella uno svilimento totale della dignità di questo Paese. Le parole del Ministro Matteoli raffigurano una loro idea, che non è solo del Ministro Matteoli. Se si può lavarsene le mani, cerchiamo gli argomenti, e purtroppo fare il Ministro non puoi lavartene le mani neanche quando la cosa non tocca direttamente, strettamente la tua competenza ministeriale. Non funziona, non ha mai funzionato così, l'hanno inaugurato loro questo meccanismo, sia sul caso Fiat, sia sul caso Chimica, sia su tutti i casi. Siccome a un certo punto non c'entriamo noi direttamente, arrangiatevi. Ma qui c'è in gioco un problema crucialissimo, io credo poi parlare eccetera, questo tema qui, sia dal lato aereo sia dal lato, diciamo, marittimo. Il tema dei trasporti dovrebbe essere all'attenzione del governo e quindi vedere dei tavoli, ovviamente nel rispetto delle regole comunitarie, questo va da sé, no? Ma esiste anche l'autorevolezza di un governo nelle moral suasion, nell'imbastire soluzioni. Dopodiché, davanti a un tema di questo genere, io lo dico sia per quel che riguarda il trasporto aereo, sia per quel che riguarda il trasporto marittimo, lo dico insomma in generale, nel rispetto di normative comunitarie, naturalmente, e dentro logiche di mercato, è chiaro che un'autorità pubblica non può sottrarsi alla verifica di una situazione di questo genere. Qui non stiamo parlando di noccioline, quindi io credo che sia giusto fare una riflessione nei limiti che dicevo, anche per parte della dimensione dell'istituzione regionale, per intervenire. Quanto all'intervento per quel che riguarda i traghetti, sì, ho il dubbio anch'io che la tardività di questo intervento possa avere dei punti interrogativi grossi sia dal punto di vista delle regole comunitarie sia dal punto di vista dei temi di sostenibilità finanziaria, cioè il tasso di credibilità di un'operazione di questo genere purtroppo mi pare piuttosto purtroppo debole, perché è stato un po' tardivo e improvvisato, questo è la cosa. Detto questo, una soluzione positiva bisogna trovare.